Dolorose e invalidanti per il paziente e la famiglia, costose per il sistema sanitario nazionale. È un problema in costante aumento quello delle fratture del femore da fragilità. Solo a Padova l'azienda ospedaliera ha trattato 673 casi nel 2021 in soggetti con età media di 82 anni. Per questo il Centro regionale osteoporosi, con sede a Padova all'interno della Clinica Medica Prima, ha attivato un gruppo di lavoro multidisciplinare, unico in Veneto, con l'obiettivo di evitare che, come spesso accade, a una prima frattura del femore ne segua una seconda. L'obiettivo è trattare il soggetto già fratturato, quindi non possiamo chiamarla proprio prevenzione se non prevenzione secondaria, prevenire la rifrattura, perché la prima purtroppo c'è già stata, e prevenire la disabilità da rifrattura, la mortalità da rifrattura, il ricovero e quant'altro possa poi accadere. La maggior parte dei pazienti arriva in ospedale con frattura del femore, ma non in trattamento per l'osteoporosi. I pazienti dimessi dopo il ricovero e seguiti dalla FLS escono con terapia farmacologica calibrata e supplementi di vitamina D. Una malattia conosciuta e trattata, l'osteoporosi, da cui deriva la fragilità delle ossa dello scheletro, che non riguarda solo le donne. Nel percepito generale è solo pazienti donne, nella realtà vera per ogni frattura di femore dell'uomo ce ne sono 3 della donna. Si pensa invece che l'uomo sia esente da questa patologia, invece un terzo delle fratture di femore e delle fratture di fragilità in generale è appannaggio del sesso maschile, che purtroppo viene poco raggiunto da questo tipo di comunicazione.